E procederei scendendo invece, quindi ringraziando di nuovo sia Alessandro Tursi che Chiara Riccato per averci introdotto, diciamo, con una visione un po' più ampia e esterna a Verona al discorso. Direi che la persona più adatta per iniziare invece a parlare di Verona è Loretta Castagna, che si presenta in chat col nome di Michele Fasoli, ma in realtà vedete che non si tratta di lui, che interverrà forse dopo. Penso la conosciate già in molti, per chi sta assistendo al webinar, Loretta ha un impegno pluriennale in tema di ambiente con l'Ecosportello, oggi lavora agli affari generali e comunque si è sempre occupata di sostenibilità e in particolare con le scuole ha fatto da sempre un gran lavoro, e quindi chiederei a Loretta, e ci provo anche con te a dire nei 10 minuti, di introdurre un po' quello che a Verona si è mosso negli anni, quello che si sta oggi facendo, per poi dopo di lei andare a sentire i rappresentanti presenti degli istituti scolastici cosa hanno da raccontarci. Grazie Loretta, a te la parola. Sì, mi sentite? Buongiorno a tutti. Sì, ti sentiamo. Saluto tutti gli altri che interverranno, con i quali abbiamo condiviso in questi anni questo lavoro di sostenibilità nelle scuole. Allora, io cercherò di toccare alcuni punti e poi di fare alcune proposte. Se dovessi raccontare tutto ciò che abbiamo fatto dal 2005 fino adesso a Verona, sarebbe una lunga carrellata. Ciò che diciamo, comunque possiamo riscontrare è che in tutte le scuole primarie di Verona abbiamo degli attraversamenti rialzati, quindi protetti, il nonno vigile, e c'è quindi una grande attenzione per quanto riguarda l'entrata a scuola delle scuole primarie. In questi anni abbiamo lavorato su più fronti: scuole primarie, scuole superiori, cittadinanza. Allora, l'ultima cosa che stiamo portando avanti adesso è appunto il muoversi, ed è un'app che misura come si spostano le persone, e noi poi ogni 3 mesi li premiamo con una bicicletta elettrica e altri premi. Quindi questo, diciamo, va a cercare di promuovere quello che è il discorso della popolazione. Mi fa piacere che Francesco Vesani abbia ripreso un po' questa visione delle città con i poli scolastici, sui quali noi stiamo lavorando da tempo, perché appunto, specialmente Messedale, Montanari e quant'altro, ci sono 5.000 studenti che arrivano al mattino, e proprio lì, grazie anche al lavoro con gli studenti, avevamo fatto in modo che via Bertoni diventasse senso unico. Allora, allora, per la ciclabilità sulle superiori non mi dilungo, perché noi facciamo campionato scolastico e abbiamo dato soldi per comprare le biciclette per le uscite. Abbiamo fatto insieme con i mobility manager, che poi interverranno, una vademecum per le uscite in bicicletta, e abbiamo fatto un corso sui mobility manager e quant'altro. Io volevo dire alcune cose. Allora, io vorrei essere molto chiara rispetto al discorso pedibus. Il pedibus è un gruppo di bambini che vanno a scuola con i genitori. Però ci sono tanti bambini che vanno a scuola a piedi con i propri genitori. Allora, se noi dobbiamo vedere che cosa vuol dire la mobilità, allora dobbiamo vedere quanta gente va a piedi a scuola, e direi quanta gente va a piedi al lavoro e quanta gente si muove a piedi. Ma e con i dati che noi abbiamo nelle scuole, noi abbiamo fatto 2 ricerche nel giro di in questi anni, ripetute con lo stesso questionario, e abbiamo riscontrato che comunque noi abbiamo uno zoccolo duro di 46-47% di bambini in scuola primaria che vanno a scuola a piedi. Il progetto Pedibus è un qualcosa che va a che fare con la coesione sociale, perché i dati che noi abbiamo del questionario dei bambini ci dicono che non vanno a scuola a piedi, per esempio, o da soli, perché hanno paura del traffico, ma hanno paura di chi incontrano per strada. Per cui purtroppo c'è una situazione di mancanza di coesione sociale molto preoccupante. Quindi io direi che cominciamo a vedere come intanto di attivare la cittadinanza attiva dei genitori affinché possano portare insieme i bambini, però vedere come e quanto i ragazzi vanno a scuola a piedi. Certo che anche noi abbiamo i dati inversi, nel senso che se nelle scuole, diciamo, dei quartieri tanti bambini vanno a scuola a piedi, nelle scuole del centro, dove i bambini vengono da molte altre cose, da molti altri territori, abbiamo le percentuali che si abbassano di molto.
E questo è uno. Poi, dai dati dei ragazzi delle scuole superiori, e vi parlo di 8 istituti superiori, per cui su circa un 7.000 utenti, vediamo che i ragazzi preferirebbero la bicicletta perché è comoda. Allora, dobbiamo tenere presente questi aspetti, perché lo status, la comodità sono quelle leve che fanno sì che possiamo assolutamente cambiare, diciamo, le modalità. Altra cosa che mi ha insegnato il lavoro di questi anni è quello di lavorare insieme. Cioè, è ora che pensiamo, cioè, le scuole non sono dei contenitori da riempire, ma sono dei collaboratori con cui lavorare e con cui definire le politiche. E questo secondo me è stato l'approccio che io ho cercato di implementare da sempre e che mi ha portato ad avere una rete che ringrazio ancora, perché meno male sono anni che lavoriamo assieme e in qualche modo siamo riusciti a modificare diciamo, un qualche comportamento. Vorrei ora passare quindi a che cosa potremmo fare. Fate conto che noi tutti gli anni che facciamo in modo che i bambini misurino come vengono a scuola, per cui abbiamo 33 scuole primarie che fanno questo tipo di lavoro tutto il mese. E abbiamo fatto anche 2 anni fa una cosa che proporrei di riprendere, che era quella Insieme Facciamo Strada. Abbiamo coinvolto anche le scuole primarie dei comuni circondari, in cui nel mese di ottobre quindi hanno misurato come venivano a scuola e abbiamo avuto l'adesione di 7.000 bambini. Quindi è stata una cosa interessante anche proprio nell'ottica di dire Verona non è un'isola, ma abbiamo centralmente tantissima gente che va a Verona, diciamo, per lavoro, e specialmente con le bike, io sono una rappresentante di quelle, voglio dire, no, si potrebbe benissimo venire a Verona in bicicletta. Ecco che potremmo, anche questo discorso potrebbe venire ripreso. Allora, ultimamente con un'alternanza scuola-lavoro degli Angeli, io ho fatto fare insieme a una ragazza un lavoro che è questo. Dei 215 ragazzi degli Angeli che vivono nel comune di Verona, dove abitano, e ho visto che praticamente il 20% abita a 1 chilometro, per cui può venire assolutamente a piedi, e un 50% abita a 4 chilometri dalla scuola. Quindi vedete, questo secondo me è il nostro target, cioè noi dovremmo fare in modo che tutti i ragazzi che hanno questo tipo di distanza dalla propria scuola potessero venire in bicicletta. E quindi qua le proposte di cui vi accennavo. Abbiamo una palestra digitale come comune con un progetto regionale, e sarebbe molto interessante fare un'app in cui il ragazzo dice: voglio andare in bicicletta, che strada faccio? E quindi facilitare molto, perché i ragazzi non conoscono le piste ciclabili. Abbiamo visto che i ragazzi non sanno andare in bicicletta, li abbiamo messi in bicicletta con le scuole, con le uscite didattiche, e non sanno andare in bicicletta. Per cui se vogliamo modificare, e cosa che, visto che la bicicletta è comoda, potrebbe essere, secondo me questa potrebbe essere una delle proposte. La seconda proposta è l'educazione civica. Voi sapete che le linee guida del Ministero propongono l'educazione civica, la Costituzione e quant'altro, ma è educazione alla sostenibilità. Quindi stiamo proponendo alle scuole superiori che non si fermi appunto a un mero, diciamo, una mera visione del diritto, ma per esempio che ci sia una formazione con i mobility manager scolastici rispetto alla mobilità, oltre che alla sostenibilità. Terza cosa, volevo proporre il fatto di rendere concreto questo discorso dei poli didattici, dei poli scolastici. Voglio dire, se a settembre ci ritroveremo con tanti genitori che comunque vogliono portare i loro figli a scuola, non ci muoveremo più. Perché non pensare, per esempio, a fare delle corsie, cioè dei percorsi, diciamo, obbligatori, no? Pensando di mettere i ragazzi che si fermino le macchine non davanti al Mesedaglia piuttosto che al Montanari, ma per esempio in Lungadige e Capuletti, dove non c'è quasi più nessuno, e potrebbe essere dove c'erano una volta le finanze, per esempio, no? Io poi non sono del mestiere, nel senso che certamente i miei colleghi sono molto più afferrati di me nel fare questo. Però voglio dire, ecco, volevo proporre appunto queste 3 piste operative. Inoltre poi direi che come Commissione Ciclabilità, che noi abbiamo aperto da tempo, sarebbe interessante appunto continuare il lavoro con i mobility manager.
proprio per rendere questa figura già prevista dalla legislazione un qualcosa di concreto e di fattivo. Ecco, credo spero di poter avervi dato un po' un quadro generale e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie davvero, Loretta, intervento breve nei tempi e direi molto incisivo, ricchissimo di spunti che immagino adesso alcuni di voi vorranno riprendere e che meritano sicuramente di essere approfonditi nel futuro. E dunque partirei con una carrellata chiedo se riusciamo, insomma, vi chiederei 5 minuti a persona dei rappresentanti delle scuole, in particolare mobility manager, partendo con Saverio Tribuzio, che è mobility manager all'Istituto Comprensivo 12, Golosine, di recente è salito alla ribalta delle cronache locali. Saverio mi consentirai di scherzare su questo, perché si è fatto promotore di una petizione che ha avuto un larghissimo successo, di cui adesso immagino vorrà parlarci, e anche della presentazione di un documento tecnico inviato all'amministrazione, da cui si è avviato un dialogo su cui poi penso che anche l'assessore Zanotto e altri magari vorranno riferire. Quindi Saverio, a te l'onore di inaugurare questa carrellata di voci direttamente dal mondo della scuola. Grazie. Sì, grazie Francesco e grazie a tutti quelli che sono intervenuti, compresa Lauretta, che conosco molto bene e che apprezzo tutto quello che ha detto in questo momento, perché stanno arrivando delle risposte. Insomma, vedo che anche il comune, vedo che tutto questo che stiamo facendo sta portando dei frutti. Molto brevemente, la questione è che mi rendo conto, io sono partito semplicemente come libero cittadino e come libero mobility manager sul fatto che mi sono reso conto che non si poteva perdere questa occasione di quello che sta capitando, e siccome non tutti i mali vengono per nuocere, forse questo Covid ci potrebbe dare una mano a guardare un po' al futuro. Io sono molto contento che ci sia anche Ilaria Segala qui, perché secondo me quello che dobbiamo fare è anche imparare ad avere una vision del futuro della città di Verona, che tra l'altro è una città turistica non solo con 25.000 studenti solo nel comune di Verona. Parlo delle scuole superiori, perché per il resto avete già detto e ha detto benissimo Loretta. Quindi credo che ci sia, vedo che sta nascendo questa possibilità molto preziosa di fare un lavoro corale insieme, come già ha detto benissimo, però soprattutto che finalmente cominciano a prendere coscienza del fatto che le scuole si devono implicare direttamente, che i dirigenti scolastici devono implicare direttamente, e adesso, quando arriveremo anche a settembre, ma già si sta muovendo questo in questo periodo, anche i genitori cominciano a rendersi conto, un po' per la paura e un po' per tanti fattori, che devono essere protagonisti in questa vicenda. Molti rispondendo tranquillamente, come è già stato anticipato, che io mio figlio lo porterò in macchina a scuola, e quindi pensano di risolvere il problema, non si renderanno conto che invece lo creeranno un problema. Allora, partendo da questo semplicissimo dato, è nato questo gruppo di lavoro dei bei presenti mobility manager qui e anche altri, e in collaborazione con l'UST, quindi con il provveditorato, di cui qui è presente, anche se non lo vedete, Dino Mascalzoni, che rappresenta appunto l'ex provveditorato, insomma l'UST, col quale appunto si sta cercando di coordinare un lavoro di ripartenza nelle scuole. Allora, qual è il nostro compito? Non è il lavoro del traffico, non è il lavoro dell'assessore all'urbanistica o alla mobilità, ma è il lavoro di fare cultura, cioè noi nella scuola facciamo cultura. Fra l'altro noi mobility manager siamo semplicemente insegnanti incaricati di mobility manager, ma che non prendiamo un euro per questo incarico, almeno per quel che so io finora. Quindi la cosa che noi continuiamo a fare e dobbiamo fare è fare cultura. Ecco l'idea appunto per settembre di cominciare in collaborazione con FIAB, in collaborazione anche con tutti quelli che ci stanno già dando una mano, compreso il comune e in particolare Loretta, di iniziare ad avviare delle prime assemblee di settembre in cui si informano i genitori su che cosa converrà fare perché suo figlio venga a scuola, magari appunto come diceva Loretta da 2-3 km di distanza,
E vi dico già in anticipo, a questo sicuramente ci sarà un coinvolgimento diretto di FIAB per dare delle indicazioni tecniche, ma soprattutto anche, per esempio, il primario di pneumologia di Borgo Trento, il dottor Claudio Micheletto, il quale darà una visione molto interessante, primo su perché convenga magari muoversi in bici, e secondo anche perché non conviene muoversi in auto, perché comunque questo va a incidere su appunto l'aria che poi noi ci respiriamo. Allora, io credo che tutta questa occasione, a partire da quello che hai detto che ho fatto io, ma in realtà è quello che stiamo facendo insieme, insomma, è che ci stiamo un po' sostenendo e prendendo coscienza insieme di fare un lavoro in vista di una visione di una città e di una mobilità che va ognuno nella sua parte, il comune, la politica e l'amministrazione per quello che riesce a fare a suon di compromessi, ma noi nella scuola come cultura. Per cui ne parleremo e dovremo impostare un lavoro di cultura con genitori e con i ragazzi. Bellissima l'idea che hai detto tu, Loretta, dell'app, di Che strada faccio, ma ricordiamoci che ci siamo anche noi mobility manager nelle scuole e che possiamo appunto o affiancare i ragazzi per fargli vedere la strada o magari con delle mappe dargli anche delle indicazioni concrete, e questo sarà un po' il nostro incarico. E qui tocco un punto dolente. Cioè, non possiamo pensare che Loretta risolve il problema di 22 scuole superiori e di quante non so nemmeno io primarie nel comune di Verona. Cioè, occorre, secondo me, capire dal punto di vista delle scuole, ma anche per esempio dell'ULS e anche per esempio del comune, che occorrerà fare un investimento su questo. Cioè, occorre investire risorse perché si possano chiamare professionisti, chiamare esperti o comunque chiamare persone di buona volontà ma preparate che possano fare questo tipo di lavoro, perché è un lavoro su cui occorre investire. Ripeto, il nostro compito nella scuola è quello di fare cultura e di promuovere quindi la conoscenza e l'informazione. E nella mia scuola, almeno fino al 31 agosto, IC12, c'è un bellissimo progetto che stiamo portando avanti, finanziato dalla ULS 9, insieme a Net Mobility ed altri, che prevede appunto di fare un lavoro in classe, di fare un lavoro in strada con i ragazzi, di dare un'istruzione, di dare un'informazione e, come diceva prima ancora Loretta benissimo, di far comprendere ai ragazzi, come per me, ad esempio, che il mezzo più comodo e più veloce per andare in centro città dalle golosine o per andare al lavoro sempre da casa mia è veramente il mezzo magari più semplice, o l'autobus o la bicicletta, o questo dovrebbe diventare pian piano una cultura che si crea a scuola. Ecco, credo in poche parole di aver detto semplicemente tutto. Sono stato nei tempi, spero, Francesco, quindi grazie a tutti e a quelli che stanno collaborando anche. Grazie Saverio, ottimo anche nei tempi. Non aggiungo nulla intanto a quanto hai detto, sicuramente cose importanti. Passo invece la parola a Maddalena Comparini, Mobility Manager delle scuole Mondin, che per chi non sa dove si trovino sono nella zona Valverde, una scuola paritaria in zona Valverde a Verona, quindi proprio in mezzo a quel polo scolastico del centro di cui abbiamo parlato prima. E Maddalena, a te la parola. Sì, grazie, buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, vero? Sì, perfetto. Allora, sono appunto Mobility Manager, vabbè, dal 2016, però lavoro già dal 2005 con Loretta, quando è stato istituito l'allora ufficio biciclette. Quindi io con i ragazzi, io insegno alle superiori, abbiamo anche alcuni ragazzi delle medie, però io mi concentro soprattutto con i ragazzi delle superiori. Allora, sicuramente la mobilità non può essere pensata come un bene privato, cioè come una faccenda individuale, ma deve esserci la consapevolezza che sia un bene comune. Come la salute, ci rendiamo conto che non è più un bene privato, ma un bene comune, anche la mobilità ha queste caratteristiche. Su questa consapevolezza, su fare quindi cultura, come diceva Saverio, stiamo lavorando da anni, anche perché siamo convinti che le buone abitudini che i ragazzi sperimentano in questa fascia d'età, nella fascia d'età adolescenziale, e sperimentano appunto con soddisfazione, sono abitudini che poi si continueranno a reiterare anche quando diventeranno adulti. Quindi noi siamo impegnati e ci continueremo a impegnare ancora quest'anno, dove ci sarà una grande occasione di svolta,
per mettere la nostra competenza, i nostri sforzi, il nostro entusiasmo per proseguire con i ragazzi, per renderli veramente cittadini responsabili, attivi, tutto quello che avete detto. Progetti ne abbiamo fatti tanti anche noi a scuola, ma questo non è il momento per elencarli. Ho un problema io che vi dico, che mi ha spaventato e devo dire che mi ha tolto un po' di entusiasmo negli ultimi anni. È quando con i ragazzi ci siamo detti, con un gruppo di docenti, ne abbiamo creato anche un dipartimento ambiente, dipartimento trasversale ambiente, ci siamo messi dicendo: bene, dove abitate? Diteci dove abitate e noi con voi troviamo i percorsi da casa vostra per scuola. E qui devo dire che ci sono stati i problemi maggiori, perché è difficile trovare un percorso abbastanza sicuro, okay? Ma che sia chiaro, lineare, che non sia interrotto, dove non ci siano buche, dove non ci siano dislivello dei tombini, dove non ci siano cassonetti in mezzo, dove non ci sia appunto la strada bloccata e poi ti trovi davanti a una rotonda e non sai più cosa fare. Cioè davanti a questa difficoltà, alla domanda dei ragazzi: e qui cosa facciamo? Io non so cosa rispondere. Ed è questa la grande richiesta che io faccio all'amministrazione. Cioè io posso lavorare con i ragazzi e continuerò a fare cultura perché ci credo da tantissimi anni e credo che appunto sia fondamentale il nostro ruolo, ma mi serve conoscere questi percorsi per poi dirli ai ragazzi. Non solo ai ragazzi, anche ai docenti, perché vi dico, c'è un altro problema o un'opportunità di quest'anno nel piano della ripartenza dell'ufficio scolastico regionale, nel manuale operativo, quello che è uscito il 7 luglio, c'è proprio scritto così per quanto riguarda la ricreazione. Come regola generale, la ricreazione deve essere effettuata in spazi esterni all'edificio. In caso di assoluta necessità, tra parentesi, condizioni meteorologiche avverse, si potranno utilizzare ambienti interni e poi ci sarà scritto come fare. Per cui io ho un altro problema. Noi abbiamo uno spazio esterno che, ahimè, è usato principalmente come parcheggio. E da settembre io dovrò utilizzare questo spazio esterno come per fare la ricreazione. Quindi anche i docenti, quelli che abitano, adesso le indicazioni, stiamo studiando come fare, ma le indicazioni sono i docenti che abitano tra i 5 e 7 chilometri non potranno accedere al parcheggio interno. E quindi noi dobbiamo trovare delle soluzioni per i docenti e per gli alunni. Ai docenti io come mobility manager devo anche dire: bene, come fate ad arrivare a scuola? Per cui devo indicare dei parcheggi che possono essere, non so, faccio l'esempio, parcheggio allo stadio, però dallo stadio a Valverde come ci arrivano? C'è un percorso, ci può essere Verona Bike, ma poi c'è un percorso chiaro, semplice, facile, ben delimitato per arrivare a scuola? Cioè io ho bisogno di fare questo per poi continuare a fare promozione della mobilità. La domanda, il dilemma è solito, è la domanda che crea l'offerta, l'offerta che crea la domanda. Non so dirvi, so solo che l'offerta di infrastrutture anche agevoli ma visibili sicuramente facilita la domanda e facilita anche il nostro lavoro di mobility manager e di promozione di questa cultura in cui credo fermamente. Grazie. Grazie a Maddalena avrei Comparini. terminato, grazie. Sì, grazie anche per il tuo intervento con un messaggio forte e chiaro. Proseguirei con altri 2 rappresentanti delle superiori. Partirei con Fabrizia Graziani, Mobility Manager del Messidaglia. Sei ancora connessa? Ecco, non ti vediamo. Sì, so mi sentite? Sì? Se riesci a attivare anche la tua videocamera. Sì, scusa, risparmiamo sui... bene, buongiorno a tutti. Ecco, allora, Fabrizia Graziani, io manager del Messedaglia, sì, prego. sì, lavoro a Messedaglia da una decina d'anni e prima comunque ho anche esperienza di scuola media. Mi ricollego all'esposizione che ha fatto Maddalena perché è importante, secondo me,
che ci aiutiamo, nel senso, come diceva lei, no, prima, noi possiamo incentivare i nostri studenti, stuzzicando il loro senso critico nei confronti delle modalità con cui venire a scuola, quindi dando esempi e facendo una serie di operazioni che magari utilizzando le biciclette della scuola, ogni scuola ha un po' una sua storia per promuovere questo cambiamento di abitudini. Però arriviamo sempre ad un punto, no? Che è quello, noi stimoliamo, magari cerchiamo di, anche nei nostri studenti giovani, di creare dei dubbi, ma è proprio l'unica modalità quella di venire a scuola accompagnati ancora a 15 anni dai nostri genitori e farci magari scendere sulle zeppe davanti alla scuola, cioè. Però dall'altra parte dopo ci sentiamo una grandissima responsabilità, perché nel momento in cui noi diciamo diamoci una mossa, cambiamo le abitudini, ci sentiamo anche molto responsabili poi dei loro percorsi, e noi sappiamo che i percorsi sono estremamente difficili, disarticolati. E quindi anche venire a scuola, il target, no? I 3-5 chilometri entro i quali la bicicletta è vantaggiosa e assolutamente senza rivali, diventa veramente così difficile da proporre. Ecco. Quindi noi avremo bisogno, sì, da parte nostra di continuare questa azione, però dall'altra parte di vedere anche che i decisori politici, che gli altri attori che ci possono aiutare veramente si mettono in campo. Dico questo per dire che anche le scuole hanno una responsabilità al di là della, diciamo, del fare cultura. E per esempio, come citava prima, noi abbiamo per esempio i nostri cortili essenzialmente sono dei parcheggi auto. Ma com'è possibile che noi continuiamo a promuovere questa idea quando poi il cortile scolastico, che dovrebbe diventare fra l'altro appunto anche luogo di ricreazione, ma al di là anche prima, no? Doveva essere il luogo eventualmente dove si raccolgono gli studenti prima di entrare a scuola, cioè deve essere quel luogo in cui io posso attendere l'inizio della lezione in tranquillità, chiacchierando, cioè quella coesione sociale, no? Invece aspetto davanti a un marciapiede con le macchine che vanno e vengono e sì, ecco, questo diventa. Ma le scuole stesse hanno paura a dire il cortile adesso fa parte della scuola e deve essere utilizzato da chi? Da quelli che sono i fruitori della scuola. Quindi bisogna sì, rompere alcune abitudini anche da parte di chi lavora per andare nel senso che tutti auspichiamo, insomma. Ecco, quindi io volevo dire semplicemente ci sono delle grandi potenzialità. La nostra scuola, per esempio, è una scuola molto grande, 800 circa sui 1400 studenti vengono dal comune di Verona, moltissimi da quei 3-5 chilometri di cui dicevamo prima. Quindi veramente sarebbe un investimento notevole creare qualche collegamento fra le piste ciclabili, l'attraversamento che è solo pedonale, farlo diventare anche ciclabile per far vedere che il modo con cui veniamo a scuola aiuta la città. Ecco, basta, io non. Grazie Fabrizia, anche a te per aver rimarcato alcune cose che sono già state dette con maggior forza. E vado veloce passando la parola a Francesco Todeschini, Mobility Manager Maffei,
anche lui magari vuole sottolineare forse cose che adesso iniziamo a ripetere, però lascio anche a te lo spazio per un intervento. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, di tutti gli interventi molto interessanti e accurati che sono stati fatti, ci preme, secondo me, proprio da come mobility manager di una scuola come il Maffei, insomma, con circa 1300 studenti, ribadire e rimarcare gli interventi di Maddalena e Fabrizia. Sottoscrivo assolutamente le loro parole, il loro appello. Credo che sì, è vero, ci sono stati dei passi avanti, ma rispetto ad altri paesi, mi viene in mente chiaramente l'Olanda, come è stata menzionata prima, ma mi verrebbe da dire anche la Danimarca o la Germania, insomma, sono numerosi gli esempi virtuosi che abbiamo e anche vicini di come dobbiamo decisamente cambiare passo, nel senso che l'impressione che ho io, anche rispetto a alcune tematiche che sono state affrontate prima, rispetto ad esempio all'idea che il movimento parta dal basso, io credo che sia davvero necessario che ci sia una svolta da parte dell'amministrazione sull'aspetto dello strumento vero, e non parlo della bici, ma parlo della possibilità di utilizzarle, delle piste ciclabili fruibili, non con attraversamenti di ingresso della tangenziale. Parlo, per esempio, io vengo da Montorio per andare a scuola e mi ritrovo a dover spesso fare attenzione all'attraversamento perché c'è l'ingresso della tangenziale, ad esempio, per quanto sia segnalato, però trovo che sia comunque una cosa sulla quale fare attenzione. Non so quanto sarei sereno di mandarci le mie figlie a attraversare la pista ciclabile in bici in un punto del genere, e va da sé che è lo stesso ragionamento che fanno anche tanti altri genitori. Questo è un esempio, ma e ovviamente tutto questo crea un circolo vizioso, e dall'altra parte potrebbe creare invece un circolo virtuoso se invece le cose venissero percepite e ci fosse davvero una svolta, un cambio di passo, quello che dicevo prima, da parte dell'amministrazione, nel senso anche il fatto appunto di chiudere definitivamente il centro di una città bellissima e turistica come Verona, credo che sia un altro degli aspetti che mi viene da dire è quasi obbligato, nel senso che le grandi città turistiche europee hanno un po' tutte questa caratteristica, e questo aiuterebbe molto anche il traffico a piedi e in bici. Ecco, mi viene a dire, non credo che dobbiamo inventarci nulla di nostro. Ripeto, accolgo e seguo le parole che hanno detto Maddalena e Fabrizia, e sottolineo il fatto che basterebbe seguire gli esempi virtuosi che già ci sono per riuscire a davvero dare una svolta positiva. Grazie. Grazie anche a Francesco Todeschini, Mobility Manager del Maffei. Chiudiamo questa carrellata con i rappresentanti delle scuole, con Fiorella Zavatteri delle scuole Fracazzole di Cadidavid, quindi torniamo a sentir parlare una rappresentante delle scuole del primo ciclo, diciamo così. Grazie Fiorella, se riesci a accendere il microfono. Ecco, perfetto, Eccomi. Ti sentiamo. Buonasera a tutti. Allora, io sono una delle insegnanti della scuola delle Risorgive di Fracazzoli Cadidavid. Parliamo un po' della periferia del quartiere, però parlo anche a voce, oltre alla mia scuola, altre 2 scuole primarie, sempre dell'IC13. Da noi è quasi 15 anni che sono in atto dei pedibus. E questo grazie però al prezioso contributo che ci danno i genitori, perché gli accompagnatori pedibus sono i genitori dei nostri bambini. E noi da quando è stata chiusa poi la scuola per l'epidemia avevamo 60-70 bambini per plesso che venivano a scuola accompagnati dai bimbi. Noi dobbiamo lavorare, sensibilizzare molto i genitori che facciano gli accompagnatori nei nostri quartieri, perché si sentono responsabili dei figli anche degli altri, nonostante siano assicurati dalla nostra dirigenza.
Poi noi collaboriamo sempre con la dottoressa Castagna da tantissimi anni, infatti monitoriamo il pedibus attraverso le famose miglia verdi tutti i mesi, cioè noi si lavora in questo modo oltre alle altre. Poi cerchiamo di promuovere sempre il pedibus perché riteniamo che sia un momento, che prima ne parlava la rappresentante di Venezia, di socialità, sia per i bimbi ma anche per i genitori, perché siamo riusciti a convincere anche alcuni genitori mattino, per esempio, i bambini più piccoli, a farsi una passeggiata anche di 1 chilometro e si conoscono fra di loro. Poi per noi l'obiettivo poi è raggiunto quando vediamo che quando passano alla scuola media, vediamo che i ragazzi vanno a scuola a piedi oppure in bicicletta. E poi per quanto riguarda il muoversi, per noi bambini è importante anche i progetti che facciamo con la Polizia Municipale, perché facciamo i patentini del buon pedone e anche del buon ciclista, che purtroppo però negli ultimi 2 anni per le forze minori che hanno avuto anche loro a Verona non fanno gli interventi dalla prima alla quinta elementare, hanno dovuto ridurre alla seconda e alla quarta elementare. Poi nel nostro istituto da anni, perché abbiamo anche una funzione della mobilità sostenibile, quindi io da qualche anno sono rappresentante insieme a altri colleghi sia della primaria che anche della secondaria, abbiamo istituito un tavolo di lavoro che si chiama Piccoli cittadini per grandi strade. A questo tavolo però si interagisce e si discute anche di problemi di infrastrutture che abbiamo per muoverci nel nostro quartiere, assieme al Presidente Circoscrizione, all'Eco Sportello con la dottoressa Castagna, poi con la Polizia Municipale e anche con altre rappresentanze che ci sono sul territorio, insomma, e poi anche con la FIAB, perché abbiamo anche una rappresentante FIAB che è una nostra carissima collega che ha lavorato per la mobilità. Ecco, noi ci crediamo, gli insegnanti, si lavora tanto con i nostri colleghi perché qualcuno anche è reticente, il fatto di invogliare i bambini a venire a scuola da soli, perché c'è il colpedio, perché abbiamo anche bambini che vengono accompagnati da soli dai genitori, però dobbiamo lavorare anche tanto con i genitori, infatti all'inizio dell'anno facciamo assemblee con le prime classi e anche a dicembre quando iscrivono i loro bimbi si pubblicizza il pedibus. Ecco. Grazie Fiorella. Approfitto per segnalare un messaggio di Paola Stolfa, storica mobility manager marchigiana che ci scrive da Fano, città dei bambini, e che sta seguendo il nostro webinar e che in chat pone una domanda rilevante di cui voi sicuramente conoscerete bene i contorni, cioè ma i bambini vanno soltanto da casa a scuola o anche da scuola a casa? E qui si apre tutto il tema dell'autonomia, delle responsabilità dei dirigenti per farli uscire da soli, eccetera, che forse meriterebbe da solo di essere oggetto di un webinar a parte. Però magari poi se ci sarà, adesso siamo un po' lunghi con i tempi, l'occasione, questo è sicuramente, penso, almeno per le scuole del primo ciclo, uno dei temi più rilevanti da affrontare. No, non so se vuoi dire una battuta su questo, Fiorella, se no proseguiamo. No, abbiamo questo problema, lo stiamo discutendo da qualche anno, però abbiamo un fronte con i dirigenti, perché c'è la legislazione purtroppo che conta il fatto di lasciare uscire i bambini da soli per andare a scuola, e ho avuto degli insegnanti che ci hanno portato poi le leggi a cui facevano capo, perché finché non si sollevano, perché loro dicevano se non succede nulla va bene, però se il genitore poi mi porta la legge o i loro dirigenti hanno stoppato, noi sono 4 anni in pratica che non lasciamo andare a casa i bambini da soli, già dalla quarta quinta elementare loro andrebbero, perché l'autonomia l'avrebbero acquisita. È un problema. Abbiamo un problema, sì, adesso non ci dilunghiamo, ma lo segniamo sicuramente nella lista delle cose emerse nel webinar. Allora, il webinar si chiuderà con l'intervento dell'assessore Zanotto, accompagnato anche dal dirigente del settore mobilità Michele Fasoli.
Prima di dare la parola a loro, avremmo, e ve lo dico perché mi rendo conto che stiamo sforando i tempi, e spero non troppo rispetto al dovuto, gli interventi di Corrado Marastoni di FIAB e di Andrea Lauria di ULS. Vi chiedo gentilmente se potete essere veloci, d'altra parte siete gli ultimi, per poi poter lasciare un congruo tempo di intervento all'assessore e a Michele Fasoli che è con lui. Non so chi dei due vuole iniziare. Vi chiedo davvero di essere veloci, grazie. Decido io? Vai Francesco, decidi. Allora vai Corrado, hai già il microfono acceso e parti tu. D'accordo. Buonasera a tutti. Marastoni, presidente FIAB Verona. Buonasera a tutti, credo che abbiate già detto tutto e non credo di dover aggiungere granché. Se non il fatto, ecco, io parlo da presidente di FIAB Verona, quindi della realtà veronese, ecco, il fatto che Verona ha veramente bisogno di un segnale di svolta per poter fare un salto verso la mobilità, diciamo attiva. Ecco. E Verona non è né Bolzano né Ferrara, quindi a Verona non è una moda quella di andare in giro in città in bicicletta, purtroppo. Ecco, perché questo accada bisogna che la gente capisca che la cosa diventa sia sicura che pratica. Ecco, per cui se una svolta bisogna darla, fatalmente la svolta deve essere data dall'amministrazione, ecco, perché è l'amministrazione che deve rendere la città più attraente per chi si vuole muovere in bicicletta. Ecco, quindi noi, detta in due parole, contiamo davvero moltissimo sui nuovi strumenti che sono stati introdotti recentemente con il decreto rilancio e convertiti in legge nei giorni scorsi. Quindi in particolare le corsie ciclabili offrono degli spunti di intervento in città che sono molto promettenti, e non è un mistero che ad esempio noi contiamo molto sul fatto che la circonvallazione interna, quindi tutto l'arco che va da Porta San Zeno fino, diciamo, a Via del Fante, quindi pensate a circonvallazione Maroncelli, Oriani e Raggio di Sole, che tra l'altro serve, come sappiamo, anche parecchi poli di scuole superiori, quindi tutto il polo centrale, il polo delle Ferraris. Ecco, noi contiamo che queste nuove misure possono dare delle prospettive importanti in questo senso. Quindi io chiudo subito, come l'ormai amico assessore Luca Zanotto sa, ecco, siamo tutti a casa in agosto, io rientro, sono in vacanza con la famiglia ancora per qualche giorno, ma tra poco rientro, credo che rientri anche lui, da quanto ho capito ci sarà anche l'ingegner Fasoli e l'ingegner Bellotti, quindi io concluderei dandoci appuntamento a un meraviglioso agosto di lavoro in cui speriamo che queste cose diventino realtà. Grazie. Grazie Corrado, anche se l'augurio non sono sicuro di riceverlo volentieri. No, passo la parola a Andrea Lauria del Dipartimento Prevenzione dell'ULS 9. Vai pure Andrea. Sì, buongiorno. Intanto ringrazio per le interessanti testimonianze e per la grande volontà che c'è in tutti quelli che stanno lavorando su questo tema. Credo che una cosa che è stata detta poco è il tema del progetto, cioè qui c'è bisogno di attivare un progetto, dati ne abbiamo tanti, esperienze ne abbiamo tante, forse manca un progetto di tipo anche per stralci che individui il tema delle scuole come un tema importante per attivare percorsi di mobilità. L'esperienza di Venezia è interessante su questo. Ovviamente Verona non è stata ferma negli anni, l'abbiamo visto dai vari interventi, però forse serve un intervento programmatico su questo tema qui. Mi piace citare Ashim Sarkis, che è un curatore della Biennale di Venezia, dove lui parla di un nuovo contratto spaziale. Mi piacerebbe appunto definire un contratto spaziale anche attraverso la SLAB, dove i luoghi siano concepiti come spazi per l'incontro, non solo come spazi per l'attraversamento. Questo appunto serve anche per i tempi di attesa. Pensiamo a cosa è stata e cosa stiamo vivendo noi nei tempi di attesa nella città, quando aspettiamo, facendo la fila per andare nei posti. Ecco, pensiamo a cos'è l'attesa per i ragazzi quando entrano e quando escono da scuola e quali sono gli spazi che loro hanno in mente. Cioè non sono spazi pensati per l'incontro, sono spazi pensati per un attraversamento.
Ecco, questo penso che sia importante, perché bisogna, oltre a pensare a un progetto di tipo trasportistico, bisogna anche pensare all'apparire, al concetto del luogo gradevole, ma secondo me bisogna pensare anche all'emozione che danno gli spazi. Pensate a quella immagine che abbiamo visto sull'Olanda, che personalmente non mi è molto simpatica in questi giorni. Comunque l'Olanda ha molto da insegnarci, no, su questo tema dell'emozione, di capire attraverso i grandi incidenti che ci sono stati negli anni 70 come ha cambiato l'approccio. Ecco, quindi vi invito a partecipare a questo tema anche attraverso l'As Lab, che magari evolverà, speriamo, in una forma più operativa, e intanto vi ascolto molto volentieri. Grazie Andrea Lauria. E allora ecco, siamo al momento di tornare a dare la parola all'amministrazione e guardo l'ingegner Fasoli e l'assessore Zanotto per capire chi dei due inizia. Ok, inizia l'ingegner Fasoli, dirigente del settore mobilità del comune. Immagino tra le cose che vuole raccontarci anche quelle relative alla recentissima approvazione del decreto rilancio e delle opportunità che questo apre anche per realizzare le cosiddette reti, quelle che ormai in Italia si stanno chiamando reti ciclabili d'emergenza in vista della riapertura delle scuole. A lei la parola, grazie. Grazie a lei, buonasera. Volevo intanto, sì, farò un intervento brevissimo per fare solo un paio di precisazioni sull'intervento in particolare prima del dottor Tursi di FIAB. Intanto do conforto sui dati che illustrava lei, Avesani, all'inizio, e cioè quindi lei aveva i dati dell'Enel, noi abbiamo i dati dei nostri contraffico. In effetti già oggi siamo a un livello di traffico veicolare che è intorno al 95% di quello che è il traffico, diciamo, normale ma invernale, quindi diciamo siamo veramente, considerando che manca tutta la mobilità scolastica, ad un livello diciamo post-emergenziale, il che da un certo punto di vista è anche positivo, perché chiaramente vuol dire che l'economia, bene o male, almeno una parte si muove, dall'altra ovviamente ci apre tutta una serie di criticità per settembre, quando riapriranno le scuole, nelle modalità che prima o dopo qualcuno ci dirà. È stato anche un dato che forse è sfuggito, in questi dalla riapertura, diciamo, del post-lockdown ad oggi sono state vendute moltissime biciclette. Quindi chiaramente c'è anche la voglia da parte degli utenti di spostarsi su questo tipo di mobilità, biciclette, monopattini, biciclette elettriche, insomma tutta questa miriade di nuovi dispositivi che ci sono. Noi dialogando con i mobility manager scolastici, noi abbiamo dialogato ovviamente anche con quelli aziendali, ma il tema della sera è principalmente la scuola, col preside Tribuzio in particolare, abbiamo chiesto di fornirci i dati per fare un step ulteriore rispetto a quello che ha fatto lei e mostrato precedente all'inizio. Vi faccio solo vedere, scusate, condivido lo schermo molto velocemente, se riesco, eccolo qua. Spero si veda. Questa è esattamente, se si vede la condivisione, se no altrimenti me lo dite. Queste sono le scuole che avete fatto vedere voi prima. Abbiamo tolto le scuole primarie e le scuole medie, che probabilmente, diciamo, è più difficile che i bambini o i ragazzi delle scuole elementari o scuole medie si muovano comunque autonomamente in bicicletta, quindi sono solo gli istituti scolastici, e per ogni istituto abbiamo raccolto i dati. Questi puntini bianchi che ho acceso adesso sono effettivamente gli indirizzi dei ragazzi che vanno a scuola, in questo caso all'Istituto Berti. Questo tipo di strumenti ci consente di fare anche una serie di misure, tipo ad esempio il Berti, se non ricordo male è questo qua arancione, ci consente di dire, va bene, se mettiamo un raggio di 3 km intorno all'Istituto Berti, vediamo che abbiamo 50 ragazzi che potrebbero muoversi tranquillamente in bicicletta, perché, diciamo, sono una distanza compatibile con lo spostamento. Questo è stato fatto per molte scuole, non ancora tutte, però diciamo che già da queste 7-8 che abbiamo inserito, abbiamo che un circa 10-15% dei ragazzi che frequentano le scuole
potrebbero tranquillamente utilizzare come mobilità, una mobilità alternativa. Torno al discorso del decreto, perché prima, se non ricordo male, il presidente di FIAB diceva che Verona non ha fatto le corsie ciclabili di emergenza. Beh, il decreto, il 34, è del 19 maggio, ma è stato convertito in legge il 18 luglio. Allora c'è un problema. Se avessimo fatto qualcosa, e c'è stato anche chi l'ha fatto, e poi non fosse stato convertito in legge esattamente come era stato fatto il decreto, è chiaro che si sarebbe aperto un problema non solo dal punto di vista contabile, nel senso che bisognava poi cancellare o modificare quello che si era fatto, ma se fosse successo qualche incidente, chiaramente ci sarebbero stati probabilmente dei problemi. Questo perché i decreti non convertiti in legge, la mancata conversione annulla completamente l'effetto del decreto dal momento stesso in cui è stato emanato. Abbiamo fatto qualcos'altro però durante la chiusura. Abbiamo fatto la completa manutenzione o la quasi totale manutenzione delle piste ciclabili esistenti, criticabili finché volete, però intanto abbiamo fatto manutenzione che non si faceva da parecchi anni, e abbiamo fatto una grande zona 30 che nell'ottica di quello che vi dirà fra poco l'assessore è sicuramente utile, anche perché per come sono state fatte le corsie ciclabili con questa legge, diciamo, aiuta a avere anche una moderazione di velocità, perché se è vero che la corsia ciclabile è ad uso promiscuo con gli altri veicoli, perché questo dice il decreto oggi, salvo innovazioni nel prossimo futuro, visto che manca completamente una parte regolamentare oltre alla definizione di cui è l'articolo 3 del codice, è utilissimo avere anche il limite di velocità a 30 km all'ora. Faccio l'ultima battuta e poi lascio la parola all'assessore per dire che l'architetto Riccato di Venezia, che diceva che davanti alle loro scuole stanno pensando di chiudere le strade per far sì che i genitori non vadano esattamente davanti, nelle nostre scuole elementari e qualche media, anche se non tutte le medie, diciamo questo avviene da tempo immemore, per cui credo che quasi tutte le elementari abbiano la strada chiusa durante l'orario di entrata ed uscita dei nostri bambini. Lascio la parola all'assessore, spero di essere stato sufficientemente breve. Grazie ingegnere. Sicuramente sì, e eccoci finalmente assessore, grazie per la pazienza, credo che di cose e di spunti ne avrà ricevuti tanti e adesso sta lei un po' prenderne quello che serve e raccontarci un po' cosa sta meditando. Sì, allora intanto ringrazio tutti i presenti e tutti i partecipanti perché sempre quando avvengono con queste modalità di interlocuzione e di condivisione rispetto a quello che era diciamo l'esperimento che sta diventando ormai un esperimento che funziona attraverso il nostro Urban Center, quello che ci proponevamo era quello di trovarci sempre nella condizione di condividere e mettendo a fattor comune quelle che sono esigenze, criticità e soluzioni. Quindi l'esperimento dell'Urban Center a Vesani posso dirti che sta funzionando in maniera assolutamente egregia perché è la modalità corretta per trovare spunti e per trovare condivisioni rispetto alle varie tematiche. Vorrei poi toccare alcuni temi perché nel sunto di tanti interventi dei mobility manager scolastici ritrovo tante delle considerazioni che noi abbiamo fatto nel nostro piano di mobilità in emergenza, quello che abbiamo denominato il PME, dove da subito nella fase 2 post lockdown Covid abbiamo iniziato cercando di approfondire subito quelle che erano le tematiche collegate alle mobilità e alla mobilità in termini generali, sia per accompagnare la fase 2, ma sia nella prospettiva di pensare a come si sarebbe ripartiti nel mondo della scuola. Va da sé che in questi mesi è successo di tutto, non sta a me solo raccontare ogni singolo passaggio, però siamo partiti da problematiche legate al droplet degli autobus, perché ricordiamo tutti le piste ciclabili e come sono state citate in questo webinar, l'importanza sicuramente anche di accompagnare l'educazione scolastica anche con delle infrastrutture efficienti ed efficaci, ma ricordo che la prima infrastruttura tra tutte, perché trasporta più di 30.000 studenti nell'orario di punta,
è rappresentata dal nostro TPL, dal nostro trasporto pubblico locale, che serve la stragrande maggioranza degli istituti superiori, chiaramente rivolto più agli istituti superiori piuttosto che alle medie e elementari, ma che accompagna appunto negli orari di punta, quindi immersi anche nel traffico veicolare privato, quelli che sono gli studenti che arrivano nelle scuole che si trovano quasi tutte nell'ambito del contesto urbano della città, senza sottolineare ovviamente anche i complessi scolastici della provincia, ma la città, perché stiamo parlando un po' di quella che è la mobilità che ci coinvolge in ambito urbano. Apprezzo sicuramente quelli che sono stati gli interventi, in primis anche del professor Tribuzio, che parte dalla questione propedeutica di progettare, di lavorare insieme come professionisti, perché la realtà è che partendo dal nostro piano di emergenza e incontrando il provveditore piuttosto che le aziende, lavorando a stretto contatto con FIAB, con cui mi trovo benissimo, con il presidente Marastoni, in cui condividiamo quelle che sono le scelte strategiche, e incontrando poi le categorie economiche, siamo arrivati ad elaborare alcune strategie che insieme stiamo mettendo a punto e che troveremo da qui alla riapertura delle scuole con la realizzazione di infrastrutture nuove. Vi parlo di questo perché tanti dei responsabili mobility manager scolastici hanno puntualizzato che tante dell'esempio lo si debba avere e ritrovare anche da parte dell'amministrazione comunale. Pur vero, io dall'altra parte ribalto e ringrazio tutti gli insegnanti che quotidianamente fanno educazione nelle scuole anche per darci una mano nel proporre ai genitori e anche agli studenti situazioni di mobilità, sistemi di mobilità, soluzioni di mobilità alternative all'utilizzo dell'auto privata, che ricordo però per Verona rappresenta ancora oltre il 60% degli strumenti utilizzato per muoversi in città. E nella presentazione che ho fatto stamattina, proprio per arrivare alla questione che diceva e che dicevate in tanti, che è importante lo strumento di progettazione e di pianificazione, io questa stamattina ho presentato proprio il nostro piano urbano della mobilità sostenibile, il nostro PUMS. Ci lavoravamo da alcuni mesi, abbiamo accelerato soprattutto nell'ultimo periodo. Oggi è uno strumento completo che contiene peraltro anche lo strumento di progettazione del Biciplan, che ovviamente raccoglie lo strumento di programmazione proprio per la pianificazione con scenari a breve, a medio e a lungo termine di quello che sarà la mobilità a Verona, quindi rincomprendendo in maniera assolutamente da protagonista quelle che saranno le soluzioni che dovremmo porre in atto relativo al mondo della ciclabilità, della mobilità dolce in generale, e riproponendo quelli che sono le questioni legate non solamente all'infrastruttura legata alla mobilità dolce, ma anche quelli che sono gli strumenti che ci serviranno per migliorare anche la comunicazione che dovremmo attuare tutti nel tema della mobilità dolce, cambiando un po' la filosofia rispetto all'utilizzo solo dell'auto privata, e arrivando anche ad analizzare sia per i genitori ma per tutte le persone che dall'esterno arrivano alla nostra città come capoluogo per accompagnare i ragazzi a scuola, ma anche poi per andare a lavorare, di quelle che sono le famose cerniere di mobilità, che rappresentano uno strumento alternativo all'arrivare all'ultimo miglio, cioè per poter poi riuscire ad arrivare nel punto di destinazione in maniera efficiente, non necessariamente utilizzando solo l'automobile. Cerco di andare però un po' con ordine, perché quello che noi abbiamo fatto in questo periodo, attraverso il nostro piano di mobilità d'emergenza, è di quello che ci prefiguravamo, cercando di adottare quei sistemi che sarebbero arrivati non solo ad elaborare delle ciclabili d'emergenza che poi avremmo disegnato e magari dovuto cancellare successivamente, ma cercando di accelerare quanto più possibile quello che avevamo già nella nostra testa e che poi è contenuto anche nel Biciplan, sapendo quello che sarebbero stati i ragionamenti che ci avrebbero coinvolto soprattutto nella riapertura delle scuole. Quindi l'ampliamento delle stazioni del bike sharing, che da 20 a settembre arriveranno a 40, abbracciando anche i quartieri periferici, ampliando quelle che sono con il numero dei portabiciclette che nell'ultimo periodo abbiamo ampliato fornendone ulteriori 60 in tutto l'ambito urbano, gestendo quelle che sono le problematiche del trasporto pubblico locale, perché se, come vi ho detto prima,
In questi mesi, giusto per condividere e mettere a fattor comune quello che abbiamo fatto nei numerosi incontri anche con il provveditore degli studi, noi siamo passati da un droplet che ci prevedeva fino a qualche settimana fa 14-15 persone trasportabili sul trasporto pubblico locale urbano fino ad un massimo di 20 persone in ambito extraurbano. Quindi voi capite quello che noi abbiamo dovuto gestire, e nella riprogrammazione abbiamo riprogrammato con 3 scenari diversi quello che sarebbe potuto succedere a settembre con la riapertura delle scuole. Oggi, decisione governativa, decisione regionale, il droplet non esiste più, per cui possiamo programmare un trasporto pubblico locale efficiente con la massima capacità trasportistica. Io non entro nelle scelte di tipo sanitario, dico solo che questo ovviamente nell'ambito di quello che poteva essere la problematica rispetto al trasporto pubblico locale ci salva rispetto al numero delle persone trasportabili. Dico anche questa cosa perché se il presidente di Fiat Tursi ha messo sicuramente in maniera corretta in evidenza il fatto che nella situazione post-Covid ci siamo resi conto che esistono sistemi di mobilità alternativi, ci siamo anche però, ahimè, resi conto che il trasporto pubblico locale oggi non rappresenta più in maniera altrettanto efficiente come pre-Covid quello che è la capacità di assolvere la funzione di trasportare tanti dei nostri ragazzi, quindi un trasporto pubblico di massa che accompagnerà i nostri ragazzi a settembre nel portarli a scuola. Oggi noi abbiamo un dato che da questo punto di vista è preoccupante, associato al dato che vi diceva prima il dirigente Fasori sul numero di autoveicoli presenti in città, che rappresenta emblematicamente che la sfiducia verso il trasporto pubblico locale è presente. Oggi trasportiamo il 35% di persone in meno rispetto a quello che trasportavamo l'anno scorso, che non è legato solo ai turisti che in città in questo momento non ci sono o che ci sono in numero assolutamente esiguo, ma è legato anche, ahimè, alla sfiducia che il mezzo pubblico rappresenta dal punto di vista della prevenzione sanitaria. Per cui ovviamente dovremo anche affrontare queste cose. Come? Certo non lo faremo solo con i monopattini, mi rendo conto che questa ha rappresentato come sperimentazione forse all'inizio un po' la Gardaland anche urbana, anche se oggi sta diventando un sistema di mobilità urbana alternativo che per tante persone sta rappresentando nello scenario di intermobilità, cioè dove lascio giù magari la macchina e non arrivo fino al punto di destinazione con l'auto, ma ho quindi la possibilità di fare una rottura di carico, quindi rappresenta un'alternativa dell'intermodalità. Uso il parcheggio magari più vicino, ma non arrivo necessariamente fin dove devo arrivare intasando il centro, ma utilizzo magari il monopattino o il bike sharing, che è quello che ci proponiamo. Arriviamo quindi a definire quella che è la pista ciclabile, peraltro, che risolverà le problematiche di collegamento da Porta Paglio a Castelvecchio passando da Valverde, perché la stessa è in costruzione proprio in questi giorni. Bella operazione progettuale condivisa con FIAB che ci rappresentava la criticità reale, vera, a cui abbiamo dato risposta con la cantierizzazione della stessa che sarà pronta proprio nei mesi di settembre-ottobre finita, per cui una ciclabile che potrà collegare quindi la rete ciclabile in questo momento presente all'interno della circolazione con una penetrazione verso Valverde per arrivare poi fino al centro storico. Perché? Perché come è stato rappresentato emblematicamente da tanti di voi, noi abbiamo l'esigenza come contenuto nel nostro documento di programmazione PUMS e Bicicla di interconnettere una rete di ciclabilità che oggi è presente ma frazionata. Questa è la grossa sfida che l'amministrazione può mettere in campo. È una grossa sfida che metteremo in campo e qui vorrei rassicurare il Presidente Marastoni, con cui mi confronto spesso e volentieri, ma lo vorrei confortare perché tante delle esigenze che mi avete riportato in ambito di ciclabilità per tornare più dal trasporto pubblico alla ciclabilità, vorrei che fossero proposte veramente insieme come proponeva Tribuzio e come diceva anche il Presidente Fiat, perché sempre di più, se dobbiamo creare delle infrastrutture, possiamo crearle in questo momento, grazie a questo decreto convertito in legge, anche attraverso delle corsie ciclabili. L'abbiamo visto e lo stiamo vedendo con l'ingegner Fasoli,
Vi posso già dire che con Fasoli adesso, a cui chiedo di accendere la mappa perché sostanzialmente vorrei che li vedessimo già insieme in preview per quello che riguarda appunto la nostra pianificazione, partendo innanzitutto dalla ciclabile che andremo a realizzare da qui all'inizio delle scuole, quindi fornendola in anticipo rispetto all'anno scolastico, che è la ciclabile di collegamento da San Zeno a Porta Nuova per scendere poi verso Breccia Cappuccini. Come lo possiamo ottenere questo percorso di ciclabilità e come pista ciclabile? Capisco che poi magari le persone che non sono di Verona magari su questa cosa possono essere un po' disorientate, ma credo che i presidi e i mobility manager scolastici possano apprezzare quello che è un po' una raffigurazione grafica, sebbene in questo momento veloce, ma che ci proponiamo di studiare, come diceva giustamente il Presidente Marastoni, nelle prossime settimane, per riuscire ad affinare quello che sarà un percorso in corsia ciclabile da San Zeno fino a Porta Palio, ovviamente di larghezza limitata, ma per sensibilizzare gli utenti della strada che oggi si trovano già in una zona 30, che abbiamo inserito nel piano di mobilità di emergenza e realizzato, ma che potrà diventare poi un percorso di ciclabilità, come diceva giustamente il Presidente Tursi, che passa dalla segnaletica orizzontale ad un'educazione stradale a tutti gli utenti della strada. Per cui un percorso di ciclabilità che voglia creare anche sensibilità in tutti gli utenti della strada, non solamente a chi usa la bicicletta, ma per accendere e iniziare ad accendere i riflettori, i fanali, se possiamo utilizzare questo termine tecnico, verso un mondo della ciclabilità che vogliamo sempre più sensibilizzare agli occhi degli utenti della strada che usano l'auto privata. Arrivando poi a Porta Palio, dove invece utilizzando quelli che sono gli attuali marciapiedi, che noi abbiamo visto che i nostri occhi vengono già utilizzati dalla stragrande maggioranza dei nostri utenti come percorsi di ciclabilità, ma che a questo punto andremo a legittimare come vere e proprie piste ciclabili, da Porta Nuova a Porta Palio in 2 monodirezionali, che partono appunto da quella che è la pista ciclabile che stiamo realizzando a Porta Palio, con un impianto semaforizzato che, se voi passate da là e avrete visto, rappresenta già i simboli della bici anche nella raffigurazione delle lanterne dei semafori, per cui già ha iniziato a funzionare riportando questa segnaletica importante, e che condurrà il ciclista in sicurezza fino a Città di Nims e poi con un attraversamento ciclopedonale fino a Porta Nuova e poi per scendere fino a Raggio di Sole per poter creare un percorso di ciclabilità in sicurezza in monodirezionale verso i giardini di Città di Nims e in monodirezionale nella parte da Porta Nuova fino a Porta Palio, quindi a scendere per poter arrivare appunto e lambire la parte anche delle scuole, dove ci sono le scuole Betelloni peraltro, che è un noto istituto scolastico della parte del centro della città, ma per potersi poi interconnettere con la pista ciclabile di Corso Porta Nuova, che invece crea il percorso di ciclabilità che si inserisce verso il centro città, ma per arrivare anche ad ipotesi su cui stiamo lavorando e a cui chiederò la partecipazione del professor Tribuzio, ma di anche tutti voi mobility manager scolastici, insieme con la FIAB, per creare quei percorsi di ciclabilità che voi vedete evidenziati in rosso, che ci serviranno come corsie ciclabili per creare sensibilità verso l'utenza del mondo, ovviamente dell'automobile, ma verso un mondo che si vuole spostare sempre più in bicicletta. Dovremo affrontarli insieme, alcuni li abbiamo disegnati e ci proponiamo di realizzarli, ma chiediamo il vostro contributo perché sempre più forte deve essere quello che è il modo, come diceva giustamente la professoressa Graziani, il modo con cui veniamo a scuola che aiuti sempre di più la città. A me è piaciuto molto questa raffigurazione, perché abbracciare il mondo della scuola a settembre non servirà solo per migliorare la condizione della ciclabilità degli studenti, ma servirà anche per migliorare tutta la città. Perché, come ricordava il nostro dirigente Fasoli, quello che stiamo vedendo oggi è un mondo che sta ancora pensando all'automobile come unica alternativa o come alternativa anche al Covid,
perché l'automobile rappresenta nell'immaginario comune il mezzo più sicuro, ma non solamente di sicurezza stradale, ma più sicuro anche dal punto di vista sanitario, e quindi di conseguenza il mezzo che viene ancora purtroppo utilizzato per la stragrande maggioranza per gli spostamenti urbani. L'abbiamo visto nella presentazione che faceva Fasoli quando parlavamo del Berti. Il Berti, dove peraltro è prevista già una pista ciclabile, che abbiamo in animo sempre per ricollegarmi, e qui chiedo all'ingegner Fasoli di spostarsi anche sull'Istituto Berti, perché anch'esso su questo abbiamo un importante investimento già finanziato, che è il completamento della ciclabile Adige-Sole, ma che in attesa che arrivi non il finanziamento, perché c'è già, ma la cantierizzazione della ciclabile, potremmo andare a realizzare quel percorso di corsia ciclabile che possa completare la rete di ciclabilità che arriva fino alla diga del Chievo e che possa servire anche agli utenti che in questo momento sono a meno di 3 km e che quindi quel 15%, guardate, la raffigurazione del Berti potrebbe essere raffigurata tranquillamente per tantissimi altri istituti scolastici, perché ovviamente ripropone il fatto che basta sì l'infrastruttura, ma ci vuole anche la buona volontà di studenti, genitori, ma anche insegnanti che la mettono nella loro quotidianità nell'insegnamento, per far sì che insieme possiamo portare a scuola sempre più studenti e sempre più persone che si muovono in percorsi alternativi. Io dico anche un'altra cosa, perché poi ci siamo soffermati, e ringrazio la raffigurazione di tanti, ripeto, mobility manager e presidi aziendali, quando abbiamo detto che le scuole dei cortili, cioè che i cortili delle scuole devono diventare sempre di più luogo di aggregazione e meno di parcheggio. Io su questo lancio se posso permettermi, una modalità con cui cerco di condividere con gli insegnanti e col mondo della scuola quello che può essere una raffigurazione di questo tipo. Noi come amministrazione dobbiamo fare la nostra parte, sicuramente ci sta, perché dobbiamo dotare la città sempre di più di infrastrutture, passando prima dalla progettazione di pianificazione che abbiamo fatto. Però ricordo che comunque dobbiamo fare un lavoro insieme, perché tante delle criticità che mi vengono raffigurate sono, ad esempio, quello di poter trovare un bici park all'interno della scuola che possa anche proteggere le biciclette dei ragazzi, e questo lo si può fare solo se anche il mondo della scuola comincia a raffigurare all'interno degli spazi scolastici anche quelle che sono delle infrastrutture preposte anche a questo ricovero, perché altrimenti io posso mettere quante rastrelliere del portabiciclette, posso mettere quanti nonni vigili a presidiare, posso chiedere ai carabinieri, alla polizia municipale, alle forze dell'ordine di presidiare le bici, ma va da sé che un bici park interno in una scuola, ad esempio, può aiutare tantissimi degli studenti a trovare un luogo sicuro dove ricoverare la propria bici, partendo in sicurezza da casa e portandola in sicurezza, trattenendola in sicurezza in questo bici park. Vado oltre per quelli che sono i percorsi di ciclabilità, perché ne abbiamo disegnati e raffigurati altri che vorremmo sviluppare insieme. Ad esempio si parlava di come muoversi dallo stadio per arrivare in sicurezza anche verso il centro della città, dove sono presenti i più noti istituti scolastici superiori, e su questo avevamo inserito all'interno della progettazione del completamento della ciclabile Adige-Sole, già finanziata in fase progettuale, che nei prossimi mesi troverà il percorso realizzativo in fregio al canale Camuzzoni da via San Marco fino alla stazione FS, ma dove ci proponevamo di realizzare anche lì una ciclabile di collegamento tra via Sansovino e Porta Paglio. Perché Porta Paglio? Perché Porta Paglio, all'incrocio con la ciclabile che scende dal Chievo e con la nuova pista ciclabile che stiamo realizzando a Porta Paglio di completamento, e con l'asse della corsia ciclabile da Porta Paglio a Porta Nuova, significa trovare un percorso in ciclabile protetto che ti possa accompagnare anche dai quartieri periferici fino in città. Non da ultimo, quartiere dello Stadio, dove abbiamo posizionato 3 stazioni del bike sharing, quindi con la possibilità di utilizzare nell'intermodalità la bicicletta, il monopattino, magari lasciando giù anche l'auto nella zona dello stadio che è dotata di parcheggi ampi, e quindi utilizzare questi sistemi virtuosi di mobilità dolce. Arrivo poi a completare quello che è anche il percorso di itinerario in ciclabilità dolce, cioè con le corsie ciclabili
che da alcuni sono state definite di emergenza. A me piace più definirle come corsie ciclabili non solo di emergenza, perché rappresentano uno step nel modello di progettazione della ciclabilità veronese, perché queste corsie, e di questo sa benissimo Marastoni di FIAB, abbiamo potuto dibattere lungamente, perché ritengo che queste corsie siano tanto più utili e presenti quanto queste possono essere poi nel futuro rispettate. È vero che la norma prevede che possa essere anche solo banalmente la segnaletica orizzontale segnata su una corsia destinata a tutti i veicoli del trasporto, ma credo che sia più quanto efficiente ed efficace quando permette per la stragrande maggioranza del tempo, anche nelle ore di punta, di essere rispettate dagli utenti della strada che utilizzano l'auto privata, perché saranno fondamentali per creare anche percorsi di educazione da parte degli utenti che usano e prediligono l'auto privata. Io non sono contro l'auto privata, a prescindere, anche se cerco di favorire la bicicletta, ma credo che da questo punto di vista sia importante che comunque gli utenti della strada comincino a capire, cambiando un po' quella che è la modalità filosofica, che non esiste solo l'auto, ma esiste anche un mondo della ciclabilità che in ambito urbano oggi rappresenta, ahimè, solo il 5-6% degli utenti, ma che è destinato a crescere, e che è destinato a crescere se accompagnato in primis dal mondo della scuola, che deve fare i passaggi educativi insieme con noi. Quindi ben venga il tavolo di lavoro che abbiamo iniziato con FIAB da anni, ben venga col mondo della scuola, col professor Tribuzio e tutti i suoi coattori mobility manager scolastici, perché è importante che ci muoviamo insieme. Dico solo una cosa alle scuole, che in questi mesi mi hanno chiesto anche posti auto da posizionare in centro città per il proprio corpo docente. Vale per tutti. Quindi lo sforzo che dobbiamo fare, lo dobbiamo fare tutti, perché in questo senso ricordo che i mobility manager aziendali devono fare educazione, come si dice spesso, non solamente ai clienti esterni, ma anche ai clienti interni, dove i clienti interni siamo noi che fanno parte della struttura di governance dell'amministrazione e delle scuole, e quindi anche del corpo docente, perché attraverso questo percorso virtuoso possiamo migliorare tutti. Noi dobbiamo fare la nostra parte, la responsabilità dell'amministrazione è dotarsi e dotare i cittadini di infrastrutture. Guardate, io l'impegno ce lo metto tutto e ce lo metto da 3 anni, dove abbiamo pianificato col progetto ciclabile Saval-San Zeno, che partirà da qui a fine anno. Quindi nuova rete ciclabile, pista ciclabile, che parte dal Savale e collega il centro città, quindi un quartiere estremamente popoloso della città. 2,5 milioni di euro di investimento. Completamento della rete ciclabile Adige Sole, 2 milioni messi a budget per cantierizzare questa pista ciclabile, 160.000 euro per la pista ciclabile Porta Paglio Castelvecchio. Sono più di 5 milioni di euro investiti da questa amministrazione per mettere sostanzialmente a frutto il miglioramento della rete ciclabile. Non è uno spot, è quello che vogliamo fare tutti insieme. A me è chiesto, e mi avete chiesto, di mettere soldi in infrastrutture, lo stiamo facendo, e soprattutto per quelle che riguarda le corsie ciclabili, a fronte dell'approvazione del decreto e conversione in legge, io vi dico, da qui a settembre pianificheremo nuovi interventi. La prima che vi dico, e conforto già il Presidente Marastoni e chiudo con questo, sarà la ciclabile da San Zeno fino a Breccia Cappuccini, passando da Porta Nuova. Quella la faremo prima dell'inizio delle scuole. E io avrei concluso. Grazie davvero Assessore, è un intervento articolato e anche in questo caso contiene sicuramente alcune delle risposte ai quesiti che i mobility manager hanno posto. E ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, anche chi, ahimè, abbiamo dovuto escludere visti i tempi. Vedo Giovanni Castiglioni e anche Paolo Saladini, che avrebbero dovuto portare la voce dell'Istituto Comprensivo 18 e 9 di Veronetta, Porto e Valdonega. E davvero siamo andati un po' lunghi, quindi vi chiedo scusa, ma vorrei cercare di chiudere lanciando comunque un messaggio positivo per il futuro. Gli spunti sono molti, noi semplicemente
come COCAI speriamo con questo webinar di aver ben interpretato lo spirito di Ars Lab, che appunto è quello di creare, come ha ricordato anche l'assessore, degli spazi di confronto e di dialogo, a volte anche un po', speriamo, innovativi e a Verona, in cui c'è sempre ovviamente ben presente l'amministrazione, ci sono i cittadini, ci sono gli attori che tutti i giorni lavorano o a volte si scontrano a seconda dei risultati con una serie di problematiche. Ars Lab rimarrà adesso attivo per un po' e si sta ragionando, l'amministrazione sta ragionando se poi rilanciarne le attività anche per il prossimo anno. Lo dico perché sappiate che questo spazio, per quanto adesso sia un po', diciamo, in una fase di limbo tra lo spazio fisico e quello digitale, però ha degli strumenti che, lo dico rivolto alle scuole, anche all'amministrazione, possono essere sfruttati, ad esempio, per mettere in luce a tutta la città quanto si sta facendo su questi temi, no? Abbiamo visto, noi l'avevamo improvvisato, insomma, con i nostri strumenti in QGIS, ma abbiamo visto che il Comune ha già, grazie anche al lavoro delle scuole, raccolto una serie di dati. Per fare un esempio, se nelle mappe di Ars Lab comparisse questa mappatura delle scuole e come gli studenti delle varie scuole si muovono, no? In modo anche da fare un monitoraggio nel tempo, o le iniziative che le varie scuole attivano, oppure un'altra cosa che l'assessore ha illustrato nel dettaglio, le prossime realizzazioni sulle ciclabili. Ecco, allora crediamo che Ars Lab abbia trovato esattamente il suo scopo e che poi su questo si possa anche proseguire un lavoro di confronto e di dialogo in cui tutti si sentano rappresentati, coinvolti e possano portare le proprie idee. Questo è un po' lo spirito con cui speriamo e ci auguriamo di aver lavorato, ma anche di continuare a lavorare. Altro in questo momento non mi sento di dire, però da parte nostra c'è tutta la disponibilità ad attivare altre puntate oltre a questa prima, insomma, su questo fronte, per aggiornarci. Colgo anche lo spunto di un messaggio che ha lasciato in chat Andrea, dottor Lauria dell'UIS, che nel salutarci perché gli chiudevano l'ufficio dice teniamo viva questa rete. Ecco, insomma, può essere una buona sintesi per lasciarci e per ragionare prossimamente su questi argomenti. Avremmo voluto fare un giro di domande, ma insomma direi che non è il caso, siamo andati lunghi, quindi vi saluto nuovamente e ringrazio tutti e speriamo di vederci presto e di andare magari, di trovarci in bicicletta o a piedi da qualche parte, diciamo così con una battuta. Arrivederci a tutti e buona serata. Grazie. Grazie a tutti. Buona serata a tutti, grazie. Buona serata. Arrivederci, buona serata a tutti. Saluti. Ciao, grazie, complimenti Francesco, ciao. Grazie a voi. Grazie Francesco, sì, grazie mille. A presto.